Dopo Scandici cade un'altra big del campionato in una seconda giornata che già dimostra quanto incerto ed equilibrato sia questo campionato di Serie A1 femminile. Le campionesse d'Europa della Igor Gorgonzola cadono all'esordio stagionale davanti al proprio pubblico per mano di una banca valsabbina Millennium Brescia, bravissima a cogliere l'occasione e da portare a casa il successo al tiebreak, al termine di una maratona di 2 ore e mezza nella quale anche la sorte ha giocato una componente importante. Sicuramente non fortunata Novara, che è già costretta a fare a meno del suo posto titolare, Jovana Brakocevic, ai box almeno per altre 3 settimane dopo l'operazione al ginocchio. Dopo pochissimi scambi ha perso anche la sua sostituta naturale, la slovena Iva Mlakar, caduta accidentalmente con il piede destro su quello della compagna Chirichella in fase di muro e costretta a lasciare il campo molto sofferente. Per lei una sospetta distorsione la cui gravità dovrà essere valutata nelle prossime ore. Già in difficoltà a gestire l'assetto del suo sestetto, dovendo rispettare il numero minimo di italiane in campo, Barbolini ha provato a girare la squadra e la partita, inserendo le baby Morello in regia in diagonale ad un'altra classe 2000, Susanna Goretzka, mossa che in parte ha pagato ma che si è rivelata una coperta corta. E dire che l'avvio di Novara è incoraggiante. Chirichella alza il suo muro firmando 5 punti nel parziale di 9-6 per la Igor. L'infortunio di Mlakar però scompagina i piani di Barbolini, che deve inserire Kearney come opposto ricettore, liberando Vasileva dalla ricezione. La Igor veleggia sino al 18-14 con questo assetto, nonostante una pessima battuta, con ben 8 errori commessi nel set. Ma quando Brescia alza il livello della sua difesa e trova con continuità gli attacchi di una super Mingardi, ribalta il match e va a chiudere sul 22-25. Novara fatica a ritrovare equilibrio anche nel secondo set, che la vede prima allungare sul 10-6 e poi subire il ritorno di Brescia. Barbolini decide di girare la squadra inserendo Morella e Goretzka per Hancock e Kearney. Il cambio porta equilibrio alla Igor, che va a chiudere in volata con 2 punti finali proprio della giovanissima polacca per il 25-22. Barbolini conferma l'assetto anche nel terzo set, nel quale Novara continua però ad andare a strappi, con Brescia sempre in scia e superba nel finale ad infidare le padrone di casa, con Mingardi e Veldman autrici di 4 punti consecutivi per il 23-25. Novara allora cambia ancora, dentro Hancock per Morello in regia con Goretzka opposto, e la Igor parte forte salendo sul 12-6, ma ancora una volta la squadra di Mazzola risponde con un controparziale di 6-1 che riapre il set sul 15-14. Chirichella a muro strappa ancora fino al 20-15, ma Brescia rientra di nuovo con un 6-0 che vale il sorpasso sul 20-21. Un interminabile testa a testa è chiuso da Hancock con il punto del 30-28 che porta Novara al tiebreak. Ed il quinto set non tradisce le aspettative, con le 2 squadre che viaggiano a braccetto sino al cambio palla del 7-8. 2 ace consecutivi di Romero però spezzano l'inerzia e Brescia riesce a scappare via conquistando 4 match point. Al quarto tentativo Mingardi, indiscussa MVP della gara con 37 punti personali, chiude per il 13-15 che regala alla banca valsabbina un successo straordinario.